Ciao, benvenuti nel mio canale. Io sono Agata e oggi in questo video ti faccio vedere i prodotti che uso prettamente in estate, i miei 5 prodotti preferiti, i miei top 5 summer. Sono dentro il mio cestino tutto bianco shabby chic che uso oramai per fare questi prodotti, per fare questa tipologia di video, ma andiamo subito a vedere quali sono i prodotti che uso io prettamente in estate. Prima di continuare però ti ricordo di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina se ancora non l'hai fatto, e poi alla fine del video, se ti va, lasciami un like o un commento così da aiutare me e il mio canale a crescere. Ma vediamo cosa c'è dentro il mio cestino. Allora, primo su tutti, questo prodotto è una pochette, il marchio vabbè è palese, all'interno della quale ci sono un po' zozze perché le ho usate 2 sere fa, le devo appunto lavare. Ci sono queste scarpine pieghevoli. Queste sono le mie scarpine salvavita quando mi trovo ad una serata, ad un evento e non riesco più a tollerare le scarpe col tacco. Difatti un paio di sere fa mi sono ritrovata ad una festa praticamente sul prato, non tanto perché mi davano fastidio i tacchi, le scarpe col tacco, perché avevo un paio di scarpe troppo belle e troppo comode nonostante avessero un tacco altissimo, cosa più unica che rara, ma ho dovuto cambiarle con queste. Meno male le avevo in borsetta perché il tacco si infossava dentro il prato e quindi oltre a rovinare le scarpe mi sentivo veramente una specie di giraffa che non sapeva camminare perché e mi affossavo e mi affossetto, vabbè, cambiamoci e via. Infatti sono molto comode perché si chiudono, stanno dentro la pochette così eviti di sporcare anche le altre cose e stanno dentro una borsetta. Queste le lasciamo qui perché adesso Agata le vai a lavare. Poi questo è uno dei miei prodotti preferiti ed è i coloniali, si chiama Rituali dal Mondo, crema di sapone hammam levigante all'ambra e arancia. Allora, è qualcosa di spettacolare, è una crema a parte profumata con dei micro glitter, vediamo se riesco a farteli vedere. Qui ho abbondato, che rendono la pelle molto luminosa. Questa crema infatti io la uso solamente in estate, quando indosso qualche abitino, qualche gonna, ne metto un po' sulla gamba, sul piede, e mi piace l'effetto che dà perché sbrilluccichi ma non troppo. È un effetto molto shine, è un po' dorato, però a parte vabbè il profumo e il pack che è bellissimo, che te lo dico a fare. Poi questo vabbè è il rasoio. Hai finito? Bravo! Il rasoio depilatore di Wilkinson, te ne ho parlato in questo video qui, dove vedi la i cliccaci, ti aprirà poi un altro video. E questa è una delle cose che io uso in estate perché nonostante io sia una fan degli epilatori elettrici, io uso tantissimo il Silk Peel, non ti nego che delle volte capita che per uscite last minute o perché per uscite last minute, perché magari non è programmato che devo mettere un vestitino oppure ho un po' di peluria qui sotto le ascelle, che poi veramente facciamo una petizione ragazze, ma chi se ne frega, ma usciamo con i peli sotto le ascelle. Ho visto l'altro giorno una foto di una ragazza che aveva qui una molto abbondante, molto, anche troppo, però punti di vista, chi lo sa, se poi le generazioni future ritroveranno questo video e diranno guarda, effettivamente le donne di una volta si depilavano anche l'ascella, invece noi no, meno male, chi lo sa, le nostre figlie, le nostre nipoti, boh. Comunque sto divagando tanto per cambiare. Poi un altro prodotto che io adoro e che uso tantissimo in estate è questo,
è una crema per il corpo profumata, si chiama Meares, non so se la pronuncia è giusta, di L'Erbolario. Questa io praticamente ne ho una scorta inquantificabile perché la adoro, ha un profumo buonissimo, poi sulla mia pelle mi piace tantissimo la profumazione che mi dà e questo praticamente è il mio profumo estivo. Io in estate non metto quasi mai profumi, metto solamente un po' di questa crema qui, gomiti, dietro le orecchie, polsi e basta. Volendo ti puoi anche spalmare tutto il corpo perché comunque è una crema idratante profumata, anche se come crema idratante io non lo so se funzioni più di tanto, ma io la uso praticamente come profumo. Anzi, a tal proposito, se vuoi vedere il video dei miei profumi preferiti, clicca qui e vedrai il video dei miei profumi preferiti. Poi 1, 2, 3, 4, 5, sì giusto, l'ultimo, ultimo ma non ultimo, lui è uno stick solare protettivo, fattore protettivo 50 più, no 50, stop, basta. Questo oltre la crema da giorno con il fattore protettivo, io lo uso tantissimo in estate perché, aspetta un attimo, pausa, chissà perché mi devono suonare al citofono sempre quando io sto registrando i video. Boh. Allora, dicevo, questo è uno stick protettivo solare 50 che io uso oltre alla mia crema da giorno base. Allora, durante tutto l'anno io uso la crema idratante per il viso con la protezione solare 30, 50, dipende quale ho a disposizione. In estate in più, oltre la crema, io metto questo, lo metto più volte durante il giorno, è della Equilibra e devo dire che mi sto trovando veramente bene. L'ho trovato alla Coop, cioè allora l'ho trovato, l'ho visto e l'ho acquistato, veramente non lo cercavo, è capitato e da allora io me ne sono innamorata perché è molto comodo. Durante la giornata io, per le mie fantastiche macchie del viso, lo trovo molto comodo, quindi questo è un altro dei miei prodotti preferiti estivi. Mi sembra che ho detto tutto, il cestino si è svuotato. Ricordati, se questo video ti è piaciuto, di farmelo sapere e soprattutto quali sono i tuoi prodotti preferiti che usi solamente l'estate. Scrivimelo nei commenti. Alla prossima!